Hai mai provato a immaginare cosa si provi a spendersi in completa solitudine, senza che il mondo per giorni si accorga che non ci sei più? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Ora parlerò di una vicenda dolorosa che ci riguarda tutti da vicino. Le tragedie di solitudine che stanno segnando il cuore del centro storico di Sassari. Negli ultimi giorni, infatti, due uomini sono stati trovati senza vita nelle loro case, scoperti soltanto dopo giorni grazie all'intervento di vicini, che, insospettiti dai cattivi odori, hanno dato l'allarme. Un sessantenne in via Capodoro, probabilmente colpito da un arresto cardiaco, e appena una settimana prima un 82enne, Bruno Soro, ritrovato nella sua abitazione vicino alla cattedrale di San Nicola. Ve lo racconto con il peso che porta chi è sardo e segue costantemente le notizie delle nostre città attraverso le fonti più affidabili. Perché questi episodi non sono semplici fatti di cronaca, ma campanelli d'allarme che ci parlano del nostro modo di vivere la comunità. Pensa a quelle vie strette del centro storico, gli edifici che raccontano secoli di storia, e dietro una finestra chiusa una vita che si spegne in silenzio. A rompere quel silenzio, ancora una volta, è stato il senso di attenzione dei vicini. Senza di loro, infatti, la solitudine sarebbe rimasta invisibile ancora più a lungo. Era proprio qui il punto. In una Sardegna che spesso si vanta della sua forte identità comunitaria, episodi come questi mostrano quanto fragile possa diventare chi resta solo, soprattutto gli anziani. La solitudine non è solo assenza di compagnia, può diventare invisibilità. La domanda che ci lascia questa storia, secondo me, è semplice ma urgente. Stiamo davvero facendo abbastanza per prenderci cura di chi ci vive accanto? Cosa ne pensi tu? La comunità sarda può fare di più per evitare che queste tragedie silenziose si ripetano?